diametralmente opposta per le due squadre in campo oggi, con gli ospiti che arrivano da 4 sconfitte, mentre i padroni di casa da 4 vittorie. Dal Pala Franchetti di Mestre, buonasera con Udino Baggio per Roblox, per Mestre Fenice, Infinity Godego. Verso sinistra, fischia il direttore di gara, si comincia l'Infinity Godego a manovrare il primo. Sebbar, la vuole dietro Mbarek, a destra dove c'è Giata, Sebbar poi taglia verso il centro, Giata lo cerca, alla fine il pallone arriva a destinazione, quindi ancora Sebbar a sinistra, ora Giata! Controlla e calcia in porta! Ammazza i tempi e fa subito 1-0 l'Infinity Godego con la triangolazione. Nato va incontro Franzoi, fa pressione però Kuc e quindi Giata Baldresca si tuffa. Giata, c'è Mbarek, 1-2 che non si chiude perché c'è Guariento su quella traiettoria, poi Guariento litiga col pallone, allora ancora Mbarek per il piattone di Kuc, Baldresca 2 volte, di nuovo Kuc, la seconda Mbarek. Laterale Giata, sbaglia il controllo, Palma poi perde il duello con Mbarek, quindi Kuc dalla parte opposta, Giata dalla sua mattonella, Baldresca no. Sinistra dove c'è Franceschini, lo aspetta Nicolini, Franceschini accelera sulla sinistra per un soffio. Guariento lo aspetta Giata, al centro Franceschini, allora Guariento punta, Giata poi va via sulla destra, velocissimo, cerca il primo palo, c'è Brosdocimi, Guariento. Giata e Massarotto a chiudere la visuale di tiro. Pettenò riesce comunque ad andare in porta. Brosdocimi mi si oppone, quindi riparte la squadra ospite con Sebbar direttamente a calciare su. 0-1 per gli ospiti che conducono quando mancano 8:23 sul cronometro. Franceschini una finta, mette a sedere l'avversario Franceschini. Grande Franzoi, lo aspetta Medina. Franzoi aspetta il taglio del compagno che arriva a blocco, quindi Franzoi si inserisce in quella zona. Brosdocimi, Franzoi con Brosdocimi che sistema la barriera. Franzoi il tocco per l'arrivo alle spalle di Schiavinato dal fondo. Brosdocimi mette fuori bassione. Tanto c'è Bellu che scappa, pescato con i giri giusti. Bellu di fronte a Brosdocimi, cucchiaio, si è lasciato ingolosire Giacomo Bellu. E Guariento a dare un supporto sulla destra. Arriva il fischio, il direttore di gara, parte Schiavinato con il destro insidiosissimo. La tocca Brosdocimi. Baldresca, lancio lungo a cercare la spizzata di Sebbar che mette fuori, tocco di tacco di Giata, quindi ora Mbarek, Giata, ancora Mbarek, altro tacco, Giata di fronte a Baldresca, palla che esce. Ma che azione dell'Infinity Godego, doppio triangolo Giata-Mbarek con 2 colpi di tacco da incorniciare attraverso un highlights di Roblox, da rivedere in una mix card. Franzoi si accentra, c'è Mbarek su di lui, c'è anche Schiavinato con opzione a sinistra, poi Franzoi inciampa e quindi lascia il pallone a Mbarek, arriva come un treno Sebbar, servito al numero 6, facile per Flamingo Giata che se lo divora. Scappare all'indietro adesso l'Infinity Godego con Mbarek, arriva anche Giata, intanto Bellu, sterzata, cerca l'uomo sul secondo palo, Franzoi, Brosdocimi. Arriva la pressione di Schiavinato, esce bene però l'Infinity Godego, quindi Giata può puntare Franzoi, Giata, una serie di finte, l'aveva lasciato sul posto, ancora Giata, sterzata, scatenato oggi il capitano dell'Infinity Godego, recupera questo pallone, quindi Nicolini da fuori, arriva rimorchio, Giata, il tocco morbido, Baldresca non si lascia superare. Sarotto, pressione di Bellu, Franzoi, recuperano palla i ragazzi di Mestre Fenice, adesso esce Brosdocimi, palla al centro, mette fuori Sebbar, è ancora buona Schiavinato, Brosdocimi, alla fine esce la... È successo di tutto nell'ultima azione, ancora Mestre Fenice in possesso, Guariento, l'aspetta Giata, Guariento, cerca il mancino sul secondo palo, Dina su di lui, palla al centro, Schiavinato, non ci arriva invece Massarotto che prolunga per Kuc, quindi Kuc, una serie di finte, Kuc di fronte a Baldresca, Palma, salva sulla linea, poi ancora Kuc, doppio occasione. Alza la testa, lancio lungo a cercare Medina, cade a terra Franzoi, quindi Medina aggancia verso la porta, Baldresca prolunga il calcio. Schiavinato, 5-9 al termine, lo aspetta Medina, Schiavinato, lo ubriaca verso la porta, ancora Brosdocimi. Una finta, c'è Sebbar su di lui, costretto a tornare dietro da Guariento che apre subito a sinistra, Franzoi, una finta, Franzoi! Kuc, Sebbar sceglie invece Brosdocimi che poi va lungo con questa palombella, Giata l'aggancia benissimo, Baldresca l'uscita, non troppo. Franzoi, Franceschini, una finta, va a sinistra dove ha spazio, Schiavinato al centro con il petto, sotto porta, Mauro Palma. Franceschini è chiusissimo, adesso l'Infinity Godego, palla al centro, arriva Giata, Giata può ripartire, porta sguarnita, Giata, tocco morbido, non preciso. Fischia il direttore di gara, parte Guariento con il numero 11, Brosdocimi con il petto, ancora Guariento verso la porta, Giata concede calcio d'angolo a Mestre Fenice che poi va subito al centro e vince l'Infinity Godego al Pala Franchetti di Mestre, un risultato di misura, 1-0 per la squadra ospite, decide il gol di Giata e scaccia via i pensieri negativi dell'ultimo mese, torna alla vittoria la squadra di mister Paolo Marotta.